I militari della compagnia Carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare che nel corso delle indagini preliminari sottopone agli arresti domiciliari 4 persone residenti nella città di Caltanissetta, di cui 3 appartenenti al medesimo nucleo familiare, gravemente indiziati a vario titolo in ordine a reati di sequestro di persone, esercizio abusivo della professione sanitaria, abbandono di incapaci nei confronti di anziani ospiti di una casa di riposo a Caltanissetta. Ai domiciliari finiscono Carmela Messina 75 anni, Rosi Lobue 35, Lilla Daniela Ferrara 56 anni, Francesco Iacona 47 anni. L'ordinanza è stata emessa nel corso delle indagini preliminari dal GIP di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica. Trae origine da un'ampia e articolata attività investigativa condotta a partire dal giugno del 2023 dalla sezione operativa del NORM della Compagnia dei Carabinieri. Avrebbe rilevato una conduzione illecita dell'attività assistenziale degli anziani ospiti di una casa di riposo del Nizzeno, i quali quotidianamente sarebbero stati abbandonati anche per diverse ore, nonostante le loro richieste di cura, ponendoli in una situazione di grave pericolo per la loro incolumità personale, senza un'adeguata assistenza, soprattutto notturna, all'interno della struttura. Nel corso dell'indagine è emerso altresì che la casa di riposo sarebbe stata priva degli adeguati requisiti organizzativi, in quanto connotata da servizi igienici mancanti di copertura, esiguità di appositi bagni per persone con disabilità e condizionatori non funzionanti. Gli accertamenti esperiti avrebbero permesso di acclarare anche l'assenza di figure professionali idonee, in quanto prive di qualifiche necessarie per salvaguardare in modo corretto la salute dei decenti. In ragione di una politica gestionale volta al contenimento delle spese tramite l'assunzione di operatori in numero inferiore, in quanto previsto e necessario agli anziani ospiti sarebbero stati anche somministrati medicinali tranquillanti senza alcuna prescrizione medica al fine di fronteggiare l'assenza di personale, soprattutto nelle ore notturne, riducendo il rischio di dover erogare un'assistenza notturna attiva. I militari dell'Arma dei Carabinieri di Caltanissetta, su disposizione del GIP, hanno posto sotto sequestro la casa di riposo affidata a un amministratore giudiziario, procedendo anche a un'ispezione igienico-sanitaria della medesima struttura con l'ausilio di personale del nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa, mirata ad accertare la sussistenza di ulteriori inadempienze. Alle operazioni ha partecipato anche il personale medico che ha volto opportuni e accurati accertamenti al fine di verificare le attuali condizioni di salute degli anziani.